Sono oltre 200 i posti di lavoro a rischio dalla sospensione stagionale dello storico zuccherificio di Pontelongo, il presidio fuori dallo stabilimento dopo la conferma dell'annuncio da parte della cooperativa della sospensione temporanea per il 2026 dell'impianto per la trasformazione dello zucchero. Il problema maggiore è legato sì ai dipendenti fissi, che siano circa un centinaio, ma il problema maggiore ce l'abbiamo anche legato agli stagionali, perché non facendo la campagna quest'anno perdono sia i soldi da parte della Copro B rispetto al periodo lavorato, ma l'anno prossimo non percepiranno la disoccupazione agricola. I sindacati sono vicini ai lavoratori dell'impianto unico in Italia insieme a quello di Minervio per la lavorazione dello zucchero. Dalla Regione Veneto c'è stato un intervento con il presidente Alberto Stefani e l'assessore all'agricoltura Bond. In Regione Veneto la precedente presidenza non ha fatto nulla e solo Stefani adesso ha versato 600.000 euro come finanziamento, però è troppo tardi perché le barbabietole dovranno essere seminate già a gennaio. Quindi noi chiediamo delle garanzie sia alla Regione sia alla Copro B di garanzie per il 2027. Consideriamo inoltre che ci sono anche una serie di indotti che circolano attorno alla Copro B, e quindi al di là dei nostri dipendenti fissi e stagionali c'è tutto l'indotto che ne va a perdere. Insieme ai lavoratori anche gli agricoltori che chiedono un intervento delle associazioni di categoria per difendere lo zuccherificio veneto, fondamentale per l'intera filiera bieticolo-saccarifera e per tutto il Made in Italy agroalimentare. La bietola è una coltura fondamentale per l'agricoltura, per la rotazione nel terreno. E noi non possiamo permetterci, abbiamo 2 zuccherifici solo, chiuderne uno, fare con uno zuccherificio solo. L'anno prossimo chiuderà anche l'altro, siamo preoccupati per questo. Noi abbiamo bisogno di risposte veloci in questo momento perché le bietole si stanno seminando, si iniziano a seminare adesso, abbiamo un mese di tempo per metterle giù. In questo mese abbiamo anche la possibilità di aumentare la superficie a bietola, quindi non si giustifica questa sospensione della fabbrica. Anche la sindaca di Pontelongo, Lisa Bregantin, si è schierata accanto ai lavoratori dello zuccherificio, impianto storico e identitario del piccolo comune della Bassa Padovana. Sono poi preoccupata perché l'impatto sociale sarà importante, purtroppo. È un impatto che coinvolge tutta la comunità di Pontelongo che vive attorno a questo zuccherificio.